Sì, questo è un garage che è stato trasformato in laboratorio dove passo le mie serate a progettare e a costruire i miei aquiloni. Sì, la passione nasce quando ero piccolino, più di 20 anni fa, e mio papà mi regalò un aquilone, che tra l'altro è anche qui appeso sul muro. Purtroppo questo aquilone non ha mai volato, però per fortuna ho conosciuto un'estate, andavo al mare a Bibbione e ho conosciuto un ragazzo che invece aveva già degli aquiloni che volavano e da lì mi sono appassionato. Poi partecipando inizialmente a dei festival qui al nord Italia di aquiloni, e poi anche ad altri festival ho conosciuto tanti appassionati che già costruivano aquiloni e anche grazie al loro aiuto e ai loro consigli pian pianino ho iniziato a fare i miei aquiloni, dapprima quelli semplici con le stecche e diciamo da una decina d'anni quelli grandi, gonfiabili, senza stecche, e partendo prima da dei prototipi piccolini e poi ingrandendoli sempre più grandi. Allora inizialmente decido che soggetto fare e solitamente i miei aquiloni sono degli aquiloni tridimensionali senza stecche, vengono gonfiati dal vento e poi quando sono in pressione salgono su nel cielo. Quindi decido che aquilone fare. Spesso mi piacciono fare dei pupazzi, dei fumetti o dei cartoni animati per far divertire poi i bambini che verranno ai festival dove appunto faccio volare gli aquiloni. E una volta deciso parto da un prototipo piccolo, ad esempio qui ho la dima di un prototipo piccolino che sarebbe una sottospecie di manta che sto sviluppando adesso. Parto da un piccolo prototipo e faccio diverse prove, ad esempio per questo aquilone adesso sono arrivato alla 18ª prova e una volta che l'aquilone vola bene e sono contento, allora poi ingrandisco tutto l'aquilone in scala. La partenza viene fatta comunque a mano, qui con la carta, facendo varie dime e vari progetti. Poi una volta che quelle sono a posto, le inserisco a computer e poi ingrandisco tutto quanto a computer in scala. A me non piace insomma dire queste cose. Diciamo che al mondo ci sono poche persone come me che partendo da zero riescono a progettare e a costruire questi grandi aquiloni e anche con certe forme molto complesse e poi riuscire a farli volare da soli senza l'aiuto magari di altri aquiloni e quindi a renderli dei veri e propri aquiloni. Io da 15 più anni sono un progettista di scarpe e adesso lavoro in una ditta come modellista e progetto scarponi da sci alpinismo. E questo di sicuro mi ha aiutato con la manualità e anche il metodo di progettazione, essendo comunque poi gli aquiloni tridimensionali sono molto simili a quello che poi faccio nel mio lavoro, cioè creare delle calzature tridimensionali. Come detto prima, gli aquiloni che progetto non hanno stecche e si gonfiano con il vento. Di solito faccio dei fori dove metto anche una rete da cui il vento entra dentro e gonfia l'aquilone. All'interno dell'aquilone ci sono tutta una serie di tiranti che servono a tenere l'aquilone in forma. Poi quando l'aquilone è andato in pressione, dietro queste due reti ci sono delle valvoline che si chiudono e mantengono l'aquilone in pressione. Una volta che l'aquilone è in pressione si può farlo salire. E tutta questa serie di cavi e tirantini invece servono a dare una certa inclinazione all'aquilone in maniera che quando il vento ci sbatta contro lo porta su e lo fa volare. Ok, siamo entrati nella tartaruga gigante. Come dicevo prima, questa tartaruga è stata fatta da più di 400 metri di materiale e adesso che siamo dentro vediamo tutti questi tiranti che servono a dare la forma alla tartaruga. Anche davanti nella testa ci sono tutti questi tiranti che servono a far sì che la testa non si rompa mentre sta volando. E questi sono tutti pezzi cuciti e questa tartaruga, giusto per avere un'idea,
da dove appoggiamo i piedi fino al guscio sopra sono 4,5 metri di altezza. Prima del Covid, se non c'era vento, io ai festival gonfiavo questa tartaruga e facevo entrare dentro i bimbi a giocare, e insomma è una cosa che non si vede tutti i giorni